Domenica 14 maggio la grande adunata di Udine sta avendo inizio. È iniziato lo sfilamento, ma è iniziata anche la pioggia. Siamo in compagnia del presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigna. Allora, come sta andando? Sta andando benissimo secondo le aspettative, tanto tuonò che piove. Noi l'abbiamo attesa per tanto tempo, non possiamo certo ora lamentare dell'acqua che è comunque abbondante, sono già al terzo cambio in questi giorni. Ma comunque ci sono tutti i valori alpini, c'è una realtà grossissima questa qua, una città che ci sta ospitando alla grande, siamo in tanti, in tantissimi, ho visto solo cose fatte bene, fatte in ordine e quindi questo è l'importante. Diamo sicuramente un segnale forte di ripresa, un segnale di organizzazione, di efficienza, di efficacia, mettiamo in campo tutte le nostre risorse e sicuramente siamo ancora un esempio per la nostra patria Italia. Abbiamo visto le penne nere invadere pacificamente la città, è ancora presto per dare i numeri, però ieri il colpo d'occhio in città era veramente fantastico. Beh sì, pieno dappertutto, io sono qui da 4 giorni perché ho cominciato a Re di Puglia, poi su a Gemona e quindi questi 3 giorni qua, indubbiamente oggi arriviamo all'apice della presenza e della frequentazione, oggi è il giorno della grande sfilata e credo che tutti siano contenti, soprattutto ho visto anche i pubblici esercizi pieni, al di là della pioggia, ma le strade anche sono affollate. A suggellare il valore di questa manifestazione e così a rinfrancare i valori degli alpini abbiamo visto quest'oggi anche all'inizio, all'apertura della sfilata, Giorgia Meloni fare il suo saluto proprio alle penne nere. Sì, l'ho vista appunto alla sfilata passare in rassegna stamattina, io ero a fianco del gonfalone della Presidenza nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto con il Presidente Mario Collet, abbiamo sfilato ovviamente tra i primi, ho già fatto il percorso intero ed ora sono a ritroso. Ho appena salutato anche il generale Figliolo che abbiamo avuto come grande ospite al 50° del Bosco delle Penemozze e insieme con lui il comandante del 7° Reggimento Alpini, il colonnello Carli, col quale abbiamo già preso gli accordi per il prossimo mese per il raduno del raggruppamento, per noi in gergo il Triveneto, dove tra l'altro ci sarà una grossa sorpresa, una bella cerimonia dentro quel Triveneto con la consegna delle ceneri di Iroso al Museo del 7° Alpini, passando attraverso la caserma San Sant'Angelo dove Iroso è vissuto in servizio. Quindi siete già proiettati, ma tra qualche ora si sfila. Tra qualche ora sfiliamo, prendiamo quel che viene anche col tempo. Siamo pronti, siamo in tanti e quindi vogliamo coronare e portare alla giusta conclusione questa nostra presenza a questa nuova grande adunata che è il segno davvero di riapertura e pieno e convinto ricominciare. Un saluto ai nostri telespettatori che in tanti ci staranno guardando da casa. Un caro, caloroso, cordiale saluto da parte mia, ma da parte anche di tutta la sezione ANA di Vittorio Veneto che presiedo e un saluto soprattutto caro a quanti sono a casa che non hanno la possibilità di muoversi ma che hanno la possibilità di gustare, gustare proprio questa nostra manifestazione attraverso gli schermi vostri e delle altre emittenti e il servizio dei media. Un caro saluto, viva gli alpini, viva l'Italia, viva anche la sezione di Vittorio Veneto.